Continua la massiccia operazione di ricerca di Jessica Lattuca, la 27enne di Favara scomparsa il 12 agosto scorso. A setacciare la zona Montagnè, Contrada Saraceno ed altre zone della periferia i carabinieri, i vigili del fuoco, il nucleo cinofili di Caltanissetta e la protezione civile. I militari della tenenza di Favara hanno raccolto la denuncia il 14 agosto scorso e da allora hanno avviato le ricerche nei luoghi abitualmente frequentati dalla giovane donna e ascoltato le persone alle vicine. È giallo attorno alla scomparsa della giovane, mamma di 4 figli, di cui 3 avuti con il compagno Filippo Russotto, che è lo zio di Gerlando Russotto, arrestato dopo le rivelazioni del neopentito favarese Mario Rizzo. Questo legame potrebbe aprire uno scenario diverso dal semplice e banale allontanamento volontario. Non si esclude che la sparizione possa rientrare in queste dinamiche della malavita siciliana. Dal giorno della sua scomparsa si susseguono appelli disperati da parte della famiglia per ritrovarla e riportarla a casa sana e salva. È alta 1,62 m, bionda e con gli occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava una camicetta turchese e pantacollante di colore blu. L'ultimo avvistamento è stato fatto in via Umberto a Favara. Domenica 12 agosto, intorno alle 21, è stata vista da alcuni parenti allontanarsi da una casa di famiglia verso un'area denominata Conso. Non è più rientrata da quel momento, di lei non si hanno notizie. Ha con sé il cellulare che risulta spento. Tanti gli appelli sui social dove la ricerca di Jessica Lattuca è cominciata prima del trascorrere delle 48 ore previste per lanciare l'allarme ufficiale. Aiutateci a ritrovarla, vi preghiamo di contattare suo fratello Enzo Lattuca e i carabinieri. Si legge sui social della famiglia Lattuca letteralmente in angoscia per una sparizione davvero misteriosa. Jessica vive a Favara insieme ai figli, la madre e i fratelli. Dopo la scomparsa della giovane donna, la famiglia ha lanciato un appello sui social network. I tuoi bambini ti aspettano, torna a casa. Si legge in uno dei numerosi passaggi apparsi su Facebook. Le operazioni di ricerca al momento hanno dato esito negativo da giorni, procedono le indagini, anche con interrogatori di amici e parenti della giovane, ma la scomparsa della 27enne appare ancora avvolta da un'area di mistero.